appuntamenti di giovedì 19 marzo. Per il Festival dei Sentieri Terre Millenarie c'è l'escursione 4 campanili e 2 santuari, un anello nel territorio di Zoagli in partenza alle ore 8:30. In mattinata alle 9 spazia anche alle scuole con il laboratorio dedicato al sentiero di Emanuele Luzzati che coinvolgerà Chiavari e Santa Margherita Ligure. Alle 21:15 all'auditorium di Largo Pesagna Chiavari l'incontro Monte Everest, un 8000 tra scienze e alpinismo con l'alpinista Agostino da Polenza e Gianni Tartari. Al Museo Archeologico di Via Costa Acuta Chiavari c'è l'incontro La Liguria e gli Etruschi dell'Etruria settentrionale con Lisa Rosselli, l'inizio alle 16. Loredana Assist racconta L'Egitto e due mari alle 17 a Palazzo San Giorgio di Genova. Presentazione del libro Fascistissima, come nel 1926 Mussolini eliminò la libertà di stampa di Giovanni Mari al Circolo PD di Pra in via Fusinato a Genova alle 17:30. Al Cinema Massivo di Genova c'è Ape e Film, alle 19 la proiezione di La lezione di Stefano Mordini, prima dalle 18 l'aperitivo al bistrò per chi vuole. Per la rassegna Un territorio a colori al Teatro Nazionale di Quartiere in piazza Cambiaso a Genova c'è l'incontro Il potere delle parole, linguaggio, identità e società contemporanea, l'inizio alle 18:30. Il CAE di Chiavari organizza l'incontro Chi ha paura del buio dedicato alla speleologia alle 21 nella sede del club in via Renato Orsi a Chiavari. La FIMA Chiavari organizza un corso di pesca con la mosca alle 21 nella sede di via Parma Chiavari. Per informazioni e iscrizioni contattate il numero 335 812 7831. Al Teatro delle Clarisse di Rapallo c'è il concerto Dire Straits Reload, inizio alle 21. Al Teatro Gustavo Modena di Genova lo spettacolo A Place of Safety, viaggio nel Mediterraneo centrale del gruppo Kepler 452, l'inizio alle 21:30.